Bene, continuiamo quindi a parlare di castagne, siamo arrivati nel centro aziendale di Massimo e qua che viene la lavorazione di queste castagne che sono state raccolte da te, ma ci sono anche altre castagne raccolte da questi agricoltori che poi ti conferiscono il prodotto. Vedo che ci sono i nomi su questi sacchi qua. Che cosa avviene all'interno del laboratorio, Massimo? Perché qua vedo cassette, vedo castagne ovunque, qui c'è una lavorazione importante perché è l'operazione di cernita che viene fatta, dico bene? Esatto, qua diciamo riceviamo il prodotto viene pesato, ci sono i sacchi i nomi sui sacchi perché logicamente ogni conferitore ci porta il suo prodotto o passiamo noi a ritirarlo e qua una volta che l'abbiamo pesato avviene la calibratura della castagna, quindi dividiamo la castagna per pezzatura, abbiamo una pezzatura piccola che sono queste castagne qua, che vengono esclusivamente trasformate, quindi per farine e castagne secche. La pezzatura media, che è quella che va per la commercializzazione, nel nostro caso la grande distribuzione, e invece le castagne più grosse che vengono, diciamo, commercializzate nelle manifestazioni e quant'altro. Prima di farci vedere il funzionamento, allora, innanzitutto qual è la destinazione di queste castagne? Perché hai detto che voi fornite la grande distribuzione. Ci sono delle particolari aree geografiche dell'Italia dove, diciamo, sono più apprezzate rispetto ad altri luoghi? Certo, noi commercializziamo con Conad a Brescia e Bergamo e facciamo Reggio e Parma in alcune case. Logicamente la castagna in zone come la Lombardia è molto più apprezzata che magari qua in queste zone che magari preferiscono il marrone, dipende poi anche il consumo che ne fanno. Quindi c'è un fatto anche, c'è una cultura gastronomica che porta al consumo di castagne piuttosto che di marroni, insomma noi il nostro Pennino è ricco di marroni, partiamo da Bologna, Castel del Rio, poi c'è il marrone di Zocca, ma anche quello marchio Camerale, però lì funziona molto in senso figurato, insomma, la castagna. Certo, poi la castagna, diciamo in questa zona, nella nostra zona, abbiamo la castagna perché siamo esposti a nord, quindi il marrone vuole il sole, qua avremo 10 piante se le abbiamo di marroni. Quindi ai tempi hanno optato apposta per innestare castagna. Questa è una castagna innestata, si chiama Tosca ed è una castagna tipica di questa zona qua, solo esclusivamente di questa zona, ed è la zona di Civago che rimane nel Reggiano. Esatto, come ci spiegavi prima in campo, quindi questa Tosca qua è innestata come il marrone. Esatto. Quindi c'è una selezione dietro, c'è a monte, c'è stato uno studio certo. che ha portato alla selezione di questa castagna. Quindi Massimo la possiamo vedere in funzione? Certo. Questa selezionatrice diciamo, è già in commercio oppure tu hai fatto in modo di adattare alle tue esigenze questa? La selezionatrice ne vendono di tanti modelli, nel nostro caso l'ho fatta io, in base alle nostre esigenze. Noi servono 3 calibri, cioè le piccole, le medie e le grosse, l'abbiamo fatta anche un po' compatta e quindi l'abbiamo fatta sul nostro uso. La facciamo funzionare? Prego. Massimo, abbiamo visto adesso questa selezionatrice, questa cernitrice, adesso tu naturalmente prepari i sacchetti, Certo. Una volta che vengono selezionate le castagne, logicamente viene fatta la scelta a banco.
Queste diciamo che sono quelle un po' più di calibro maggiore? Questo è un calibro medio, Medio. quindi un 80-85 in questo caso, che non sono centimetri o un'unità di misura, perché tanti ce lo chiedono, ma è il numero di castagne che serve per fare 1 chilo di castagne. Ecco, quindi sì. 80-85 castagne per fare 1 chilo. Quindi Massimo, adesso c'è l'operazione di sacchettatura. Esatto. Bene. Nel nostro caso facciamo delle retine da 5 kg. Quindi l'operazione questa tutta manuale. Noi facciamo manuale, sì. Poi l'esperienza ti dice quando più o meno il sacco è a misura. Esatto. Vedi, quest'ora sei stato 5 kg. È perfetto, guarda. Logicamente si tengono qualche grammo in più per il fisiologico calo peso della castagna E poi vengono Massimo, qualche consiglio per il consumatore di castagne? Una volta che io arrivo a casa con questo sacchetto, se le voglio conservare più a lungo, cosa devo fare? Allora, le castagne, della retina logicamente si conservano meglio che in un sacchetto di carta. Di solito conviene stenderli in un cestino o una cassettina, tenerli in un luogo asciutto e fresco per evitare che si secchino logicamente. Si conservano per quella settimana 10 giorni. Chi le vuole conservare molto più a lungo, la castagna è un frutto a guscio duro, quindi si presta perfettamente al congelamento. Quindi uno lo mette nel suo congelatore e si congela. Esatto. Ho sentito dire una volta che andavano annegate. Esatto. Questo termine un po'. Di cosa significa? Una volta si faceva la novena, quindi 9 giorni si mettevano le castagne a bagno nell'acqua, cambiando l'acqua, ognuno poi i suoi sistemi. In questo caso, lasciando la castagna in bagno nell'acqua, la castagna rilascia un enzima che va a rivestire la pelle della castagna e quindi dura nel tempo, ed è un sistema che funziona. Logicamente una volta i congelatori non li avevano, quindi si mettevano sotto la sabbia, sotto la cenere, diversi sistemi per mantenerle. Diciamo che il congelatore è un po' più pratico. Esatto, un po' più veloce. Anche perché magari una volta c'erano quantitativi nelle famiglie più grandi, adesso la si consuma, ma in poi una volta minori. Bisogna tener conto che la castagna veniva quasi solo e esclusivamente consumata sotto forma di farina. Veniva quasi tutto seccato, quindi perché il pane dei poveri, per questo motivo qua, veniva consumata durante l'inverno, veniva usata come merce di baratto, quindi farina di castagne per farina bianca, per il mais e per altri prodotti che magari qua in montagna non c'erano. Senti, invece questa, se io la voglio consumare, va lessata, va bollita? Allora, castagna va lessata e I balogi. Le ballotte, oppure la castagna, noi nel nostro caso la arrostiamo, noi facciamo la festa della castagna e arrostiamo castagne, però la castagna per arrostirla bene e pelarla, perché quello è il problema, ci vuole la fiamma. Non nel forno come il marrone, si presta anche a essere cotto nel forno, la castagna preferisce la fiamma. Ed è insomma il sapore simile al marrone. Sì, la castagna diciamo è più saporita, il marrone, soprattutto il nostro dell'Appennino, è buono quando è dolce e quando è biondo. Massimo, grazie, ci hai fatto vedere un po' cosa la filiera di questa castagna, di questa parte dell'Appennino, ma noi adesso vediamo anche in tavola quali sono gli utilizzi, non solo della castagna, ma anche dei prodotti di quest'area del territorio. Continuiamo a parlare di castagne ed altri prodotti dell'Appennino e siamo a Farsinoro e ospiti dell'albergo ristorante Impero, che quest'anno fa i 90 anni. Sono in compagnia di Pietro Natale Capitani e di Fernanda Betti, che è la cuoca di questo ristorante, nonché moglie di Pietro Natale. Natale, tu sei anche agronomo, quindi un conoscitore anche del territorio e delle produzioni di quest'area.
che non è solo la castagna, ma ci sono anche altre referenze. Parlo della patata ad alta quota, che è è un prodotto di nicchia, ma però che funziona e dà un valore aggiunto al territorio. Certamente, nella nostra frazione di Pian delle Gotti in particolare c'è questa produzione portata avanti da alcuni produttori molto motivati che continuano a fare una produzione di particolare pregio, che è questa patata appunto di alta quota. Oltre ai prodotti come appunto la castagna, abbiamo le produzioni dei nostri orti, come si può vedere, e anche una grande produzione di funghi. Quest'anno c'è una grande buttata, mi dicono, no? Sono state più buttate, per la verità, veramente straordinarie come quantità e anche come qualità. E quindi il nostro territorio offre queste eccellenze di produzioni assieme a un contesto naturalistico di grande rilievo per la sua biodiversità. Abbiamo anche i mieli, no? I mieli di castagno, i mieli di millefiori, che tra l'altro sono anche a marchio camerale, riconosciuti dalla Camera di Commercio. Fernanda, allora, abbiamo parlato di funghi, abbiamo parlato di castagne, io vedo qua quello che voi proponete, il tortellino non può mancare, il tortellone e anche tante cose a base di funghi. Sì, facciamo più che altro, va bene, funghi fritti oppure delle tagliatelle condite con i funghi, trifolati, la polenta, i tortelloni, anche quelli li richiedono in tanti con i funghi. 90 anni è un bel traguardo. Sì, abbastanza, di generazione in generazione. Quindi questa è un'attività che è stata così, ha preso il via con qualche nonno a questo punto. Sì, mia nonna, sì. Mia nonna, lei mia mamma e poi sono subentrata io. Beh, insomma, ancora, quindi questo contribuisce a vivacizzare un territorio che è ricco di prodotti, ma insomma anche di bellezze naturali. Bene, noi ci fermiamo qua, un ringraziamento a Natale e a Fernanda, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.